Proseguono i controlli della Guardia di Finanza di Agrigento al fine di contrastare l'abusivismo commerciale. I militari del comando provinciale, guidati dal colonnello Rocco Lopane, hanno effettuato diversi accertamenti su ambulanti tra Agrigento e Favara, riscontrate alcune criticità, quali la mancanza di partita IVA o la licenza a vendere. In particolare i controlli sono stati effettuati nel quartiere di San Leone, al villaggio Peruzzo. Un ambulante è stato trovato senza misuratore fiscale e i prodotti ortofrutticoli sono stati sequestrati. Favara è scattato un lungo controllo. Un uomo è stato fermato alla guida di un furgone sulla quale si trasportava e vendeva vino e frutta. Anche in questo caso è scattato il sequestro. La merce risultata idonea al consumo umano verrà donata in beneficenza, mentre quella inidonea sarà distrutta. Ma le verifiche durante la settimana si sono estese anche ai comuni limitrofi. A Favara i Baschi Verdi, coordinati dal tenente Riccardo Tisato, che è comandante del nucleo operativo delle Fiamme Gialle, hanno scovato un altro ambulante che vendeva prodotti alimentari senza licenza. In questo caso è stato disposto anche il sequestro del furgone utilizzato per esercitare abusivamente l'attività commerciale. La sezione Baschi Verdi delle Fiamme Gialle dipende dal gruppo che è coordinato dal maggiore Massimo De Vito. Controlli che inevitabilmente, così come viene fatto in un rigoroso silenzio da mesi e mesi, proseguiranno in altri segni della provincia. Nelle scorse settimane, sempre al villaggio Peruzzo, era stato indagato un commerciante senza licenza e privo di partita IVA da alcuni anni, totalmente abusivo.